tipo FFP2, in modo da coprire integralmente naso e bocca. La violazione di tale obbligo comporta l'intervento delle forze. Indagini di mercato. Avvio di grazia per la collaborazione. Informiamo che il personale del DHA è identificato da preliminari ha alcune precisazioni per l'indagine di mercato. L'Italia è di grazia per la collaborazione. Attenzione, per viaggiare su treni è obbligatorio indossare la mascherina UFFP2.